Terza edizione. La prima purtroppo non sono riuscita a trovare il pettorale in tempo, ma l'ho fatta partita dopo la partenza. Noi siamo 4 amiche e seguiamo la DJ10 in ogni città dell'Italia. Abbiamo fatto Torino, abbiamo fatto Milano, non abbiamo fatto Bari, ma non potevamo mancare a Treviso. Chi glielo fa fare alzarsi la domenica mattina a fare una roba del genere? Ma io faccio tanto sport, a volte mi alzo anche prima quando vado a sciare, quindi. Voci dai 16.000 iscritti alla DJ10 tra i gazebo dell'ex Pattinodromo, pronti a scattare domenica alle 9.30 da Viale Vittorio Veneto per percorrere tutto il centro storico di Treviso su 2 percorsi. Il primo di 5 km con arrivo a Borgo Mazzini, il secondo da 10 con traguardo a Piazzale Borchiellati. Previsto un piano di parcheggi e bus navetta per chi arriverà alla partenza, ma anche consigli per chi vive in centro storico per evitare di rimanere bloccato. I consigli sono sicuramente per chi deve arrivare di utilizzare i vari parcheggi che sono stati messi a disposizione intorno alla città. Per chi invece risiede all'interno della città, evidentemente dopo le 9 circa sarà più complicato passare. Da questa notte, dall'1 circa, inizia un divieto di sosta con rimozione lungo tutto il percorso. Tutte le zone in cui il passaggio è terminato verranno immediatamente riaperte al traffico veicolare verso le 12.30. Rimarrà una zona diciamo preclusa alla circolazione, che è quella sostanzialmente dalle zone d'arrivo tra Viale e Piazza Borchiellati, Borgo Mazzini e Piazza Matteotti. Per molti una gara a sfondo agonistico, ma per di più un'occasione per stare in compagnia e per conoscere meglio Treviso in tutti i suoi aspetti. Fatto un giro per la città? No, passo qua veloce, dopo vado a Jesolo a fare la gara stasera e domani qua a Treviso. Cioè atletissimo lei. Più o meno. Più un'operazione di sport o un'operazione per far vedere anche la città? Bah, penso che sia anche per far vedere la città da quelli che vengono da fuori Treviso, perché Treviso è una bellissima città e attira tantissimi turisti dal punto di vista anche culturale, turistico e non gastronomico. Fatto un giro per la città? Caspita, noi veniamo anche perché poi c'è il Prosecco, la città è bellissima, quindi no, vale la pena fare anche una trasferta così, ma vale la pena. Infine c'è chi, come dire, si è già preso avanti. Da Belluno per la DJ10, perché? Perché è bello, ci si diverte e si beve lo spritz e c'ho il camper. Dopo sto però qua. lo spritz? Dopo. No, prima, dopo, durante, sarò qua da ieri sera.